i risvolti per il Veneto. Oggi ultima tornata di consultazioni e si discute su un possibile accordo tra Movimento 5 Stelle e PD. Intanto Massimo Cacciari dice il nuovo esecutivo cancellerà l'autonomia. Il governatore del Veneto Zaia ribadisce nuovamente che si deve andare al voto al più presto e sul fronte autonomia dice cambiano i governi ma non il nostro obiettivo. Fondo indennizzo per i risparmiatori, da oggi è possibile presentare le domande, la soddisfazione delle associazioni che sono già al lavoro per aiutare le vittime del crack delle banche venete. Ad Osson domani i funerali della giovane mamma nigeriana che ha scelto di non curarsi per dare alla luce la sua bimba. La sua ultima casa è stata una stanza dell'hospice dove ha potuto stare fino alla fine accanto al marito e alla piccola. È stato individuato uno degli aggressori che lo scorso 10 agosto ha pestato un tassista 23enne rompendogli il setto nasale. Si tratta di un kosovaro di 33 anni residente al Lido. Coltivavano marijuana in cantina, padre e figlio di Vicenza denunciati dalla polizia, 7 le piante sequestrate dagli agenti. Rispettivamente 100 e 105 anni, Ponte di Piave festeggia Maria e Lucia che raccontano il segreto per tagliare un traguardo così importante. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque la politica con la crisi di governo e quelli che potrebbero essere i risvolti per il Veneto. Mentre si è conclusa la prima tornata di consultazioni e sta per terminare anche quest'ultima seconda a Roma, continuano i commenti su un possibile accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la formazione del nuovo esecutivo, che sarà molto attento, si dice da più parti, alle istanze delle regioni del sud, bacino elettorale sul quale da tempo si combattono Lega, Grillini e Democratici. Altro che autonomia del Veneto, il prossimo esecutivo sarà molto attento alle regioni del sud, vero campo di battaglia elettorale per la politica italiana. A confermarlo anche il professor Massimo Cacciari, da sempre scettico sull'attuale progetto autonomista regionale. Il problema delle autonomie, vede come è stato impostato, è semplicemente irrisolvibile. Sono chiacchiere, perché così come è stato impostato provocherebbe un tale buco nel bilancio pubblico che diventerebbe insostenibile. Quindi secondo lei verrà abbandonato da questo nascente governo? Infatti non c'è assolutamente i 5 punti di Zingaretti. Tutto questo, sottolinea Cacciari, conseguenza di una scelta quasi obbligata da parte di Salvini. Salvini si è trovato ormai a dover affrontare i grandi temi economici e finanziari del Paese e doveva rispettare gli obiettivi fondamentali del suo progetto, del progetto di tutta la destra italiana, flat tax, soddisfazione delle esigenze delle regioni del nord, eccetera. Sapeva benissimo di non avere assolutamente i mezzi per soddisfare queste esigenze e allora ha tentato la carta del Blitzkrieg, andare alle elezioni, vincere tutto, eccetera. E il Blitzkrieg gli è andato male, sembrerebbe essergli andato male, quasi sicuramente gli è andato male. Economia e bacino elettorale del meridione, quindi i punti cardine su cui dovranno ripartire i partiti, sia per un governo a lunga gittata che anche solo per arrivare ad elezioni in primavera. Dimostrazione, secondo Cacciari, della profonda spaccatura già esistente tra nord e sud Italia. Tanto per non farci mancare nulla, il Paese, oltre ad andare a rotoli dal punto di vista economico, produttivo, industriale, della formazione, dell'occupazione giovanile, eccetera, andrà a rotoli ancora di più per quanto riguarda la sua strutturale divisione interna tra nord e sud. Cioè è un paese davvero che sta attraversando una crisi di sistema a 360 gradi. Le forze politiche la stanno affrontando in questi termini indecenti e avanti popolo. Con questo, fra virgolette, ribaltone, come lo chiamano molti, il Veneto ci guadagna o ci perde? Tale e quale. Ci perde se noi stiamo dietro ai deliri autonomistici. Per il resto è tutto perfettamente uguale, ovviamente. La crisi di governo non mette a rischio i fondi già stanziati per la tempesta Vaia, resta però l'incognita, come detto, autonomia. Busseremo alla porta di qualsiasi ministro per gli affari regionali, ha detto oggi l'assessore regionale Giampaolo Bottaccini, che con i colleghi rappresentanti del Carroccio in regione e in Parlamento ha incontrato la stampa.
L'appuntamento al quartier generale della Lega Bellunese in via Masi Simonetti. Al tavolo sono seduti i parlamentari Paolo Saviane e Mirko Badole, l'assessore regionale Giampaolo Bottacini e il consigliere regionale Franco Gidoni. La crisi era nei fatti, esordisce il senatore Paolo Saviane. A lui spetta l'elenco dei temi oggetto del contratto sottoscritto 14 mesi fa col Movimento 5 Stelle, rimasti lettera morta, e dei risultati ottenuti. La critica feroce è tutta indirizzata all'intervento di Conte e alla modalità con cui si è arrivati all'epilogo del governo targato giallo-verde. Le commissioni d'inchiesta nei confronti del fallimento delle banche, che sarà paragone, il noto paragone di 5 Stelle, insieme a chi la farà? Con la Boschi? Non lo so. Mi chiedo, reddito di cittadinanza o Jobs Act? Di Maio o Renzi? Quale sarà la soluzione? Ecco, queste sono le domande che i cittadini italiani stanno aspettando ovviamente per avere delle risposte. Il consigliere Gidoni parla da navigato ex parlamentare. Lui all'epoca della caduta del governo Berlusconi sedeva a Montecitorio. Stavolta si è lavorato di fino, non sullo spread, il telaio era il Quirinale, spiega, immaginando già un autunno più che caldo rovente. L'ipotesi di un accordo col PD intollerabile. Far rinascere il PD sicuramente non è una cosa positiva, ma non per la Lega, per gli italiani, quindi è una cosa che riteniamo insostenibile. I nodi rimasti aperti sono tanti, dallo sblocca cantieri inutile senza i decreti attuativi alla riforma della giustizia, alla partita dell'autonomia. Saremo una spina nel fianco per sollecitare l'autonomia. È un processo irreversibile. Noi batteremo la porta, busseremo alla porta di qualsiasi ministro per gli affari regionali ci sarà, perché dobbiamo portarlo a casa assolutamente. È una cosa che chiede la gente. In cassaforte, per fortuna, i fondi destinati al Veneto per i danni della tempesta Vaia. I fondi stanziati per Vaia sono al sicuro, sono già in una cassaforte e quindi si tratta solo di definire appunto i piani degli interventi, ma quello vengono definiti a livello tecnico dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, rimane in carica, quindi nulla cambia. E sulla crisi di governo è intervenuto anche il governatore Zaia. Minuti vi faremo ascoltare le sue parole, mentre continua a spingere sul bisogno di andare al voto al più presto, ma sentiamo il punto nel commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Se l'intervistato non fosse un noto e apprezzato sociologo e politologo, sembrerebbe quasi una barzelletta. Paolo Feltrin ha detto ai nostri microfoni che è più probabile che siano il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle in un eventuale governicchio a fare molto per l'autonomia, a fare addirittura più di quanto non abbia fatto Matteo Salvini come leader della Lega e vicepresidente del Consiglio. Adesso, ammesso e non concesso che Salvini non abbia fatto molto per l'autonomia, ed è anche vero però che Salvini avrebbe potuto prodigarsi ben di più, è difficile pensare che i grillini, soprattutto a Roma, visto che quelli veneti qualcosa a parole hanno fatto, e il Partito Democratico che si è sempre opposto all'autonomia, adesso siano così in una fase mistica tale da convincerli a portare avanti questa grande riforma che è stata bloccata in più occasioni. Addirittura sono passati 669 giorni, pensate, da quel referendum. Pensate se un governo PD e 5 Stelle così avesse come priorità l'autonomia. Ripeto, è una barzelletta o comunque una previsione assolutamente azzardata, uno scenario inimmaginabile. Resta il fatto che da queste consultazioni la speranza è che non esca appunto una mucchiata, un gruppo di avvitati alle poltrone che pur di non perdere i loro privilegi si mettono assieme con quali prospettive? Nessuna, con quella di fare un altro naufragio e di dover tornare alle urne più avanti, di mandare a ramengo una manovra che invece dovrebbe affrontare un governo capace di far fronte a questi problemi drammatici. Ecco, il Presidente Mattarella noi speriamo che dia la prevalenza al cardine della democrazia, che è la sovranità popolare, di cui si parla tanto ma che poi nei fatti è pochissima, che non dia un altro schiaffo agli elettori, soprattutto ai veneti che all'autonomia credono e che sperano che ci sia un governo che finalmente la porti avanti. Dalle urne potrà uscire il centro-sinistra, il centro-destra, chiunque potrà vincere le elezioni, l'importante
e che al popolo bue, che è sempre bistrattato, mortificato e svillaneggiato, si offra almeno la possibilità di scegliere votando. Scegliere poi, ripeto, non gli uomini e le donne che andranno in Parlamento, ma se non altro una compagine che li possa rappresentare. Basta con queste scelte a tavolino, con queste decisioni prese dall'alto. Siamo ancora, per fortuna, in una democrazia, quindi il Capo dello Stato su questa strada, secondo noi, dovrebbe andare avanti. Torneremo a parlare di crisi di governo e autonomia nel corso del nostro telegiornale. Andiamo avanti con le notizie per parlare del fondo indennizzo per i risparmiatori delle banche venete, perché da oggi è attivo il portale per presentare le domande. Da questa mattina dalle ore 9 il portale Fondo Indennizzo Risparmiatori è attivo, quindi si può procedere alla domanda. Noi come associazione ne abbiamo già fatte diverse. Il fondo è finalmente operativo ed è già corsa a presentare le domande. Sono 180 giorni, ricordiamo che comunque questi 180 giorni non è che se uno arriva al 180° giorno è escluso, no, quindi adesso non ammassatevi. Oggi finalmente i risparmiatori possono tirare un sospiro di sollievo, ci sono voluti 2 anni di corsa agli ostacoli, tra promesse, disegni di legge, cambi di rotta, veti dell'Europa e da ultimo la crisi di governo che ha sfiorato pericolosamente l'avvio del fondo, se non fosse stato per la firma sul filo del rasoio del terzo decreto attuativo da parte del Ministro Tria. Fortunatamente il Ministro Tria ha cancellato una parte di quella richiesta che era l'aumento del patrimonio a 200.000 euro, che se non l'avesse cancellata l'8 con la firma dell'8, quello avrebbe bloccato il fondo. La stima del numero di risparmiatori che possono presentare la domanda al fondo si aggira sugli oltre 190.000 e dalle ultime informazioni il sito del Consav sarebbe già intasato dalle richieste. La procedura però non è semplice. Consigliamo di farsi assistere da un'associazione. Noi come Ezzelino abbiamo già una procedura, potete chiedere un appuntamento. Un fondo indennizzo risparmiatori unico nella storia che ha visto il nostro gruppo Media Nord-Est a fianco alle associazioni che oggi hanno finalmente vinto la lunga battaglia. Grazie, maiuscola e infinita al gruppo di Media Nord-Est Rete Veneta, perché questo gruppo ha dato veramente supporto alla nostra battaglia. La cronaca adesso, andiamo a Verona, dove si sono vissuti attimi di paura nel pomeriggio sul liston di Piazza Bra per un uomo che ha sguainato un macete e ha dato incandescenze terrorizzando passanti e turisti. È scattato l'allarme con le forze dell'ordine allertate dal cameriere di un locale e subito dopo dall'assessore comunale alla sicurezza Daniele Polato, che si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono arrivate appunto in massa le forze dell'ordine, lo squilibrato è stato poi bloccato. Ad Osson, nel Trevigiano, domani mattina i funerali della giovane mamma nigeriana che ha scelto di non curarsi per dare alla luce la sua bambina. La sua ultima casa è stata una stanza dell'hospice. Vestita di bianco, come una sposa, così verrà sepolta Gloria Obibo, la giovane mamma di origini nigeriane che ha scelto di non tentare di curare il tumore al seno scoperto in gravidanza, sacrificandosi per la sua bambina. In molti, domani mattina alle 10:30 ad Osson, vorranno dirle addio, colpiti dal coraggio e dall'amore di Gloria per la sua piccola Greta. La 29enne, arrivata anni fa in Italia su un barcone, è morta domenica alla casa dei Gelsi, dove per una settimana hanno potuto stare con lei la bambina di appena 3 mesi e il compagno Samuele Nascimben. Gloria era molto felice di questo perché le sembrava di essere a casa. Passato una settimana qui tutti assieme finché poi sabato la sua malattia ha avuto un decorso molto veloce e ce l'ha portata via in modo fulmineo. Eccola la camera che ha accolto Glory, Samuele e Greta e chissà quante altre famiglie prima di loro. Una stanza che diventa casa, una parentesi brevissima di normalità.
Noi pensiamo che il segreto sia veramente nell'accoglienza, e accoglienza vuol dire accogliere le persone, non solo il malato ma anche i familiari nella loro globalità, tutti. Quindi sia il malato che i familiari sono coinvolti, sono presi per mano e accompagnati lungo il percorso di malattia. Solo se si coinvolge il malato e la sua famiglia si possono attivare delle risorse anche inaspettate in chi stiamo seguendo, perché si sente accolto, sostenuto e sicuro. I bambini sono legittimati a essere bambini, a essere figli e a essere parte viva nel percorso di malattia della famiglia e del malato. Questo consente di rendere il percorso di cura nell'apice massimo della naturalità. Aiutarli a vivere quel momento rende possibile anche in qualche modo accettare che mamma o papà se ne deve andare. Tassista picchiato a Rialto, in centro storico a Venezia, individuato uno dei presunti aggressori. È stato individuato uno degli aggressori che lo scorso 10 agosto all'alba ha pestato un tassista 23enne rompendogli il setto nasale, 30 i giorni di prognosi. Si tratta di un kosovaro di 33 anni residente a Lido. È stato identificato dai carabinieri del nucleo natanti che ora stanno cercando i suoi complici. È stato lo stesso tassista a riconoscerlo dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il kosovaro è ritenuto il più violento del trio, ha precedenti per reati analoghi ed è stato denunciato per lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio. Più una denuncia per violenza privata aggravata perché, allontanandosi dopo il pestaggio, ha preso di mira un anziano di 77 anni che aveva filmato l'episodio con il cellulare e gli ha tolto il dispositivo di mano gettandolo in acqua, proprio per cancellare le prove dell'accaduto. Intanto i poliziotti del commissariato San Marco hanno fermato a bordo di un vaporetto 2 giovani borseggiatrici. Entrambe incinta sono state prima multate dal personale di bordo perché senza biglietto, poi accompagnate dagli agenti negli uffici del commissariato. A una delle ragazze, con diversi precedenti per furto, è stato notificato un provvedimento di esecuzione, sospeso per la gravidanza, e contestualmente formalizzata a suo carico la proposta di foglio di via obbligatorio. La seconda, invece, già destinataria di foglio di via obbligatorio del questore, è stata denunciata per averlo violato. Un ultimo sms alla madre prima di morire. Proseguono le indagini sulla morte di Federico Bertollo, un giovane di Cittadella, vittima della droga. Avrebbe detto alla madre che usciva per fare un giro con un amico, mandandole poi un sms per chiederle di stare tranquilla e di avere fiducia in lui. Sarebbe questo l'ultimo messaggio scritto al cellulare da Federico Bertollo, il 23enne di Cittadella, deceduto dopo aver assunto una dose di eroina, iniettata, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, dall'uomo che gliel'ha procurata, il quale invece nega questa circostanza, una differenza importante per le implicazioni penali che potrebbe comportare. Il fratello di Federico, Andrea, è anche avvocato e detta la linea della famiglia. Noi come famiglia ci costituiremo parte civile nel procedimento penale che si è aperto nei confronti di questo individuo. Spero si ampli il procedimento penale anche nei confronti di un altro essere che so essere stato presente in quel momento. Da chiarire inoltre il ruolo e la presenza di una terza persona prima di chiudere il cerchio sulle indagini. La famiglia di Federico è distrutta dal dolore anche perché il capitolo droga sembrava ormai far parte del passato del giovane e c'è anche la forza di lanciare un appello ai suoi coetanei perché la droga va evitata a qualunque costo. Non bisogna drogarsi, che la droga fa male e non è una frase fatta, è vero, e non ho avuto le prove, nel senso che mio fratello è morto e non avrei mai pensato potesse succedere a mio fratello, potesse succedere a noi, perché quando si vede nelle pagine dei giornali, nei rotocalchi, nelle televisioni, si dice sempre oh guarda è capitato questo, poverini, qua là, ma non si pensa mai capiti a noi, invece può capitare a tutti. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità. Rieccoci in diretta. Coltivavano marijuana in cantina, padre e figlio di Vicenza denunciati dalla polizia.
Dal monitoraggio dello spaccio in Campomarzo, dei controlli straordinari di sicurezza urbana alla scoperta di una cantina perfettamente organizzata come una serra alle porte del centro storico di Vicenza, dove padre e figlio si erano addati alla coltivazione non di erbe aromatiche ma bensì di marijuana. 7 le piante rinvenute dagli agenti delle volanti una volta fatta irruzione nello scantinato. Oltre alle piantine di marijuana che abbiamo rinvenuto e che erano ancora in crescita, quindi non ancora pronte per poi dare il prodotto finito finale, abbiamo trovato praticamente dei sistemi per schermare la luce, quindi le finestre e le porte d'ingresso, dei sistemi per mantenere la temperatura costante, per areare e per mantenere anche l'umidità a tasso costante, nonché dei prodotti per la coltivazione appunto della marijuana. Utopia Ace, Vanilla Cash, Original Amnesia, i nomi delle qualità pregiate di marijuana, forse destinate ad una piazza qualificata di assuntori. Piantine giunte già al 60° giorno, ancora un mese e mezzo e sarebbero state pronte per la raccolta. Di certo padre e figlio rispettivamente di 46 e 22 anni avevano messo in piedi una coltivazione organizzatissima nel quartiere San Paolo, zona Piscine a Vicenza, con tanto di registro. La conferma appunto che la coltivazione non era un fatto episodico o dilettantistico. Abbiamo appunto trovato questo libro mastro in cui per ogni piantina erano catalogate tutte le attività compiute dal momento della semina fino al giorno antecedente il nostro ingresso. In seguito alla perquisizione dell'abitazione del 22enne, gli agenti hanno rinvenuto un bong e 5 grammi di marijuana ad uso personale. Padre e figlio, con già al loro attivo precedenti di polizia specifici per droga, sono stati denunciati a piede libero per il reato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. Il 22enne è segnalato anche come assuntore. Sofia Goggia, nuova ambasciatrice dei Mondiali di Cortina 2021, l'olimpionica bergamasca è stata accolta poco fa dal presidente della Fondazione Cortina 2021 Alessandro Benettoni in piazza Angelo di Bona e da migliaia di sostenitori. Con Sofia Goggia l'immagine dei mondiali, i suoi valori e tutto ciò che contraddistingue Cortina trova un interprete d'eccezione che va ad affiancarsi all'idolo locale Cristian Ghedina e che permetterà di veicolare il patrimonio sportivo e culturale di Cortina in tutto il circo bianco e oltre, vista la popolarità di cui gode l'azzurra in tutto il mondo. E adesso ci spostiamo nel Trevigiano, a Ponte di Piave per l'esattezza, dove si festeggiano i 100 anni di Maria Gianna e i 105 anni di Lucia Augusta Forner, che oggi hanno ricevuto gli auguri del sindaco di Ponte di Piave. Dai Maria. Un cincin con figli e nuore per festeggiare un compleanno importante, 100 anni. Maria Gianna taglia il traguardo del secolo, circondata dall'affetto dei familiari, con gli auguri del sindaco del suo paese, Ponte di Piave, Paola Roma, che le consegna un mazzo di fiori. La signora Maria racconta la sua vita non certo facile, il duro lavoro e le ristrettezze economiche. Di bello ho fatto poco. Poco perché manca i ski. Si commuove più volte quando ricorda la malattia del marito e poi il dolore per la morte del compagno di una vita e delle amate sorelle. Poi gli occhi tornano a riempirsi di lacrime quando invece parla dell'amore dei suoi figli. Mi ringrazio il Signore dei miei figli perché non mi fa mancare niente. Da Ponte di Piave a Levada, dove c'è un altro compleanno da festeggiare, quello di Lucia Augusta Forner, che di candeline ne spegne ben 105. Anche per lei un colorato mazzo di fiori e gli auguri della prima cittadina. Poi via i ricordi, il lavoro, la passione per il ricamo e orgogliosa mostra la tovaglia realizzata da lei a 90 anni. Il giorno più bello, quello della prima comunione, ci racconta perché la preghiera ha un ruolo importante nella sua vita. Accanto a lei i figli, gli 8 nipoti e altrettanti pronipoti. Quando poi le si chiede il segreto per arrivare a 105 anni... Il segreto? Sì. Ma io non posso esprimerlo proprio a fondo. Vi dico, pregate, 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 che non sbagliate mai. Un consiglio arriva anche per i più giovani. Invece di avere rabbia, avevo gioia. E la gioia porta avanti. Per la signora Lucia la chiave di tanta longevità è vivere ridendo, pregando, scherzando e cantando. Ai tuoi piedi
e alla grazia a tua Dio. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con 20:10 in studio Paolo Quaggio della CIA di Venezia e Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo. Insieme a loro parleremo di patrimonio UNESCO e Prosecco di Pianura. Con le notizie dal Veneto ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata. Benvenuti al Meteo. Quella di venerdì 23 agosto sarà una giornata caratterizzata da una spiccata variabilità sul nostro territorio, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino ci attendiamo qualche piovasco sul Bellunese e sul Trevigiano, mentre altrove si manterrà in genere più stabile. Col passare delle ore l'instabilità potrebbe riguardare anche il resto della regione, con occasionali acquazzoni a carattere sparso e localmente anche intensi. Temperature stazionarie minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non si escludono dei piovaschi sparsi, specie sulle aree montuose e in pianura, meno probabili tuttavia sulle coste, dove sarà in genere più soleggiato. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime oscillanti tra i 29 e i 30 gradi. Sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige, con isolati acquazzoni alternati tuttavia a schiarite maggiormente asciutte e soleggiate. Temperature minime sui 18 gradi, massime tra 28 e 29 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.